Ho comprato un'altra bici. Sì, esatto. Ma Giacomo, Un'altra quando è bici. che metterai la testa a posto? Aspetta un attimo, sta buono. Sì, ma e quando è che smetterai di spendere soldi su ste Aspetta un bici? attimo, sta buono, te ho detto, adesso ti spiego. Una bici iconica, leggendaria oserei dire. Lei, la Graziella, la famosa bici pieghevole, snodabile e trasportabile. Ho un parco bici di cui non mi posso assolutamente lamentare, ne sono consapevole. Proprio per questo, con questa nuova serie ho deciso di ragionare fuori dagli schemi, trasformando una bici normale in una bici di Tom. Questa è una sorta di progetto che ho disegnato, mentre questa è la lista dei lavori che ho deciso di fare. Smontaggio totale della Graziella, sverniciatura del telaio dei componenti, saldare tubo di rinforzo tra tubo verticale e serie sterzo, saldare lo snodo del telaio per sicurezza, riverniciare il telaio, sostituire il manubrio con uno da mountain bike, sostituire cerchi e forcella con quelli da BMX in modo da poterci mettere i freni a disco, tubo sella con attacco classico, sella SMP Evo 20C. Grazie per supportare questo progetto e soprattutto il canale. Già mi immagino i commenti del tipo ma così la snaturi, ma così sarà strana, ma così non sarà più una Graziella. Ma secondo te, se volevo una Graziella, facevo tutto sto circo qua? Dai, questo a grandi linee è il progetto, andrà tutto secondo i piani. Non ho la minima speranza sia così. Mi sono solo fatto un'idea generale da seguire e poi, come sempre, si navigherà a vista. Bene, e con entusiasmo e anche un po' di paura dichiaro aperti i lavori da ora. 3 days later. Bene amici, siamo nei garage. Nel caso vi stesse chiedendo come fate a vedere quello che vedo io in questo modo, per questo motivo qua. Non sono bello, non sono presentabile, però dovrebbe essere abbastanza funzionale. Iniziamo a smontare. Da cosa partiamo? Direi dal cavalletto, perché io non voglio una bici con il cavalletto. Vediamo se riusciamo così, con quella bussola perfetta. Bene, più facile del previsto. Secondo me ci sarà più di qualcosa di incrostato qua, Perfetto. Anche se anche la fascetta Dio de Dio. Ma sai che hai già un altro aspetto? Quella porcheria lì che c'era attaccata dietro non era proprio carina. Beh, viene fuori bea. Ah, se viene fuori bea. Procederei ora con le pedivelle, se siete d'accordo, E teoricamente per smontare le pedivelle, se io svito questo, lei, sempre teoricamente, dovrebbe venire via, giusto? Naturalmente no, perché? Perché secondo me ha bisogno di un bel colpetto di martello. Vediamo se la forza bruta ma controllata. No. No, ho voluto dirmi che basta battere. Ma non può essere. Io mi frega un cazzo di sta guarnitura, però insomma, neanche a sacagnarla per niente. Cioè, secondo me sto perno qua ha una correlazione, nel senso che non va solo svitato, ma secondo me va anche tolto. Ci penserò. Secondo me è più semplice di quello che penso. Là. Perfetto. E poi il freno, perfetto. Ok, via anche la catena. Ceramic Speed. Per correre scorre, a dir la verità, Eccolo. Oh là. Non parlo più perché sono stufo. Mi sta facendo agitare questa bici. Bene, e un altro è andato. Adesso spiegami chi sei che ha inventato sto sistema. Come cazzo faccio a infilare un cacciavite dentro lì adesso? Maria aspetta. Perché questo qua, bello piegato così, forse. Tasi. Vuoi dirmi? Grazie Gesù. No, ti prego, no, ce n'era un altro. Adesso sarà diverso ancora. Certo. Vaffanculo. Più facile del previsto.
Questo adesso teoricamente dovrebbe venire via, giusto? Altri 2-3 giri. Esatto. Qua adesso piano che ci sono le sfere. Perfetto. Vito, ma guarda Tiga, avevo ragione. E adesso vieni via. Guarda, che cancara che ti si sta. Guarda che roba c'ho. E quindi adesso se io batto anche dall'altra parte, ma forse anche no, sì. Eccolo, 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 eccolo. Ti prego. Eccola, eccola. Oh, quindi adesso io svito qua con il mio guanto di ultima generazione. Oh sì. Fai sul serio. E questo viene via. Che top. Ho finito. Veramente. Bene. Si sta facendo buio. Qua abbiamo finito in meno di quello che pensavo. Un'oretta e mezza. Faccio così. E dichiaro smontata del tutto questa graziella. Giorno 2 in quel di Sovizio. Oggi tocca la sverniciatura. Cerchiamo di fare tutto in velocità. Qui ci sono 2 barattoli di sverniciatore e iniziamo. Dunque mi sono munito di spatolina e pennello. Vediamo, va agitato un secondo e poi vediamo come funziona la cosa qua. Qua attenzione, cerchiamo di non fare un disastro e via che si va. Attenzione a non schizzarsi addosso. E come potete vedere, da questo momento ho iniziato a stendere lo sverniciatore su tutto il telaio, il quale era già stato verniciato con una vernice data al pennello sopra il colore originale. Una figata, insomma. Vi dico la verità, la prima mano l'abbiamo data, ma non ho grandi speranze, non sta succedendo assolutamente niente, ma lasciamo agire. Ho aspettato e aspettato ancora. Ma niente. A questo punto, con un po' di sconforto, ho pensato che il prodotto fosse troppo vecchio e che quindi avesse perso le sue caratteristiche. Ho dunque deciso di aprire l'altro prodotto stendendolo e notando subito che era molto più efficace. Ah, adesso viene via. Probabilmente era vecchio il prodotto. Lasciato agire una decina di minuti, il traguardo sembrava già dietro l'angolo. Poi mi sono messo a grattare, prima con la spatolina e poi aiutandomi con un po' di carta il diluente. I risultati erano scarsi e sicuramente non accettabili, quindi capendo che di questo passo ci avrei messo una settimana, ho iniziato a usare le maniere forti. Fino ad ottenere questo risultato, ossia un telaio pulito al 100%, pronto per essere saldato qui e la sbarra, ma questo lo vedrete nelle prossime settimane. E con questo si conclude il primo episodio della serie tra brugole, sverniciatore e chiavi inglesi. Non ho intenzione di finire questo progetto né in una settimana né in un mese, ma iscrivetevi al canale perché mi prenderò il giusto tempo per renderla la graziella più ignorante di sempre. Ciao!